può continuare in questa situazione, dobbiamo andare avanti, riuscire a finire l'autostrada per ripristinare il traffico che c'è esistente nella sua sede stradale originale. Lei è contento di quest'opera? Dipende come viene fatta, come se viene finita o no. Se viene finita a regola d'arte e in fretta va bene, se no no. Ma la Regione non è in grado oggi di dire se quest'opera è un'opera che si potrà finire. E quindi noi diciamo questa irresponsabilità deve finire. L'opera, noi pensiamo, almeno per la parte già ipotecata con i cantieri, deve essere conclusa rapidamente. Se ce la fa l'impresa, se ce la fa la Regione, lo dicano; se non ce la fanno, lo dicano, che si troveranno delle altre soluzioni, e poi forse bisogna ripensare quest'opera nel concluderla anche più a servizio del territorio. L'opera, così come è stata concepita nel 94, era per un'economia di produzione molto diversa da quella che abbiamo adesso. La Regione Veneto si è accollata per intero il rischio, cioè la Regione Veneto paga la SIS per realizzare l'opera e si trattiene i pedaggi. Quindi la differenza fra le due cose la mettiamo tutti noi con le nostre tasche e con i nostri soldi. Magari ai cittadini veneti questa cosa non è stata spiegata per bene. La Regione ha sostituito quello che doveva essere un progetto di finanza, cioè con il rischio a carico dei privati, con 14 miliardi che verranno sborsati direttamente dalla Regione Veneto e che andranno a coprire tutti i costi e anche i guadagni della Pedemontana in 39 anni. Sono circa 3.000 euro per ogni cittadino veneto.